Grazie, sono Fabio Barbone, il vicepresidente mi ha dato facoltà di rispondere puntualmente alle domande di argomento epidemiologico. Ringrazio moltissimo per le domande appunto epidemiologiche da parte dei consiglieri. La verità si raggiunge partendo certamente da una appurata critica, da una pars destruens attenta e dalla, direi, frequentazione del dato ripetuta nel breve periodo e nel lungo periodo. Stiamo tutti imparando molto, ahimè, sull'andamento di questa pandemia settimana per settimana, io direi giorno per giorno, nel nostro caso almeno, e mese per mese, e spesso possiamo anche essere contraddetti da quello che avevamo detto il giorno prima. Devo dire, il mondo sta imparando delle cose, speriamo che sia davvero utile per il futuro. Scusate questa piccola premessa, forse non tecnica, ma che io vivo giornalmente con grande preoccupazione e anche carico sulle nostre spalle. Ringrazio il consigliere Ussai per l'approfondimento sui decessi per tutte le cause. Noi abbiamo dato appunto una visione, io ho dato una visione complessiva del dato del 2020, complessiva che è quello disponibile. Possiamo certamente anche darlo per mese o per trimestre. Evidentemente il dato della mortalità per tutte le cause negli ultimi mesi, quindi i mesi della seconda ondata, è un dato più grave rispetto a quello della prima, certamente. Possiamo senz'altro fornire a latere un dato anche diciamo mensile su questo. Sicuramente, come anche detto, mi riferisco anche all'intervento del consigliere Capozzella. Certamente il periodo di questo inverno, dell'autunno-inverno, dell'inizio dei mesi, ha colpito molto di più in termini della mortalità totale e della mortalità Covid della nostra regione. Questo va confrontato rispetto al nostro stesso dato regionale del primo periodo e va confrontato con le altre regioni dopo che sono, diciamo, utilizzati dei metodi corretti di confronto. E questo metodo, diciamo, il dato confrontabile non viene purtroppo, non si riesce a ottenerlo immediatamente in tempo reale, ma ci vuole del tempo affinché i dati di tutta Italia siano disponibili per poter fare poi delle standardizzazioni per età o eventualmente per altri motivi. Sul dato dei decessi per tutte le cause, sicuramente c'è stato un aumento nel mese in particolare di dicembre e vedremo quando i dati saranno raccolti il dato di gennaio, il dato di febbraio e il dato di marzo. Per specifiche cause di morte, al di là del dato Covid, capirà il consigliere Ussai che questo richiede un'ulteriore analisi puntuale con dati, diciamo, affidabili che ci possono arrivare sicuramente dall'Istat e speriamo che arrivino al più presto possibile, ma che devo dire non sono disponibili. Non è affatto usuale fare delle analisi di mortalità per tutte le cause o per singole cause di morte, non è affatto usuale farlo, diciamo, dopo un mese o 2 mesi o 3 mesi dalla chiusura di un'annata. Purtroppo negli anni passati abbiamo valutato la mortalità con molti anni di ritardo. Qui ci sono delle squadre evidentemente a livello dell'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità che stanno lavorando
e purtroppo noi dipendiamo per questi dati da altri e non sono dati, diciamo, immediatamente disponibili. Voi sapete che i dati di morte, insomma, comunque derivano da dati comunali che devono essere aggregati poi a livello regionale, poi inviati a livello nazionale e così via. È di grandissimo interesse quanto viene chiesto, lo faremo con la massima, col massimo impegno quando saranno disponibili. Quando è stato giustamente il consigliere Ussai ha chiesto degli approfondimenti per il periodo, per le cause per la mortalità Covid in questo senso, quindi etichettata Covid, si riferiva al periodo 15 novembre, 15 dicembre, abbiamo cercato di produrre il massimo del dettaglio della mortalità Covid a livello anche di ambito sociosanitario, descrivendo in quel periodo sicuramente non solo una mortalità Covid che era più elevata in alcuni ambiti sociosanitari, ricordo in particolare Natisone e Torre come ambiti, ma anche appunto distinguendo quelle che erano la mortalità Covid dentro e fuori dalle case di riposo, in modo tale da poter distinguere ove, diciamo, gli ospiti piuttosto che cittadini a domicilio avevano purtroppo trovato morte. Comunque eventuali puntuali richieste di dati sono ovviamente faremo il possibile per renderli disponibili ove esistano questi. Rispondo e quindi il dato, anche la domanda, mi riferisco a questo punto al consigliere Honsel, che ringrazio per le domande, dove stiamo andando giustamente guardando al futuro. È importante chiedersi quali, non solo i decessi, io non mi sentirò neanche soddisfatto quando misureremo soltanto la mortalità prematura oppure i decessi, ma anche la disabilità legata a quello che stiamo vivendo, la disabilità, la malattia a lungo termine, il cosiddetto Covid cronico. È corretto tutto questo, è molto corretto cercare di capire non soltanto quanto, diciamo, il Covid abbia impedito la presa in carico dei bisogni non Covid nella nostra popolazione, ma anche quanto l'eventuale danno a lungo termine del Covid si potrà sviluppare. Queste sono importanti domande che credo che richiedono appunto la presenza di una... mi auguro che il Consiglio lo appoggerà, insomma i consiglieri lo appoggeranno, una attenzione al dato epidemiologico che credo non debba essere riguardare soltanto l'epidemia Covid, ma che credo sarebbe bene che questa coscienza epidemiologica durasse nel tempo. E sulla domanda specifica del consigliere Honsel sulle fonti dei dati, noi riceviamo dalle singoli dipartimenti di prevenzione su uno schema preordinato da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, riceviamo dai singoli dipartimenti di prevenzione le segnalazioni di focolai attivi e di nuovi focolai per settimana distinto per setting. Questo è il dato che viene settimanalmente portato poi all'attenzione ministeriale dell'Istituto Superiore di Sanità. E quindi la qualità del dato sulla scuola, sui focolai a scuola, dipende molto da quella che è l'evidenza accumulata dai dipartimenti di prevenzione in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Il consigliere Honsel sa sicuramente che c'è stata una produzione finora scientifica soltanto di un report dell'Istituto Superiore di Sanità sulla scuola che chiudeva in quel caso il dato alla fine del 2020, dove venivano descritte sostanzialmente il numero di focolai che io poi ho mostrato oggi e poi io ho continuato a mostrarli, diciamo, per gli ultimi 3 mesi. Il dato sulla completezza dei focolai scolastici è una richiesta chiave, consigliere Honsel.
lei sa che a livello internazionale questa è una domanda che ci si fa ovunque. Questa stessa settimana è emerso una pubblicazione scientifica sulla scuola prodotta da una esperta di biostatistica dello IEO di Milano, che peraltro ha suscitato anche una certa, diciamo, ovviamente, come è giusto che sia, una certa critica. Lo stesso credo il governo sia alle prese con la valutazione di quell'indagine. Sono indagini molto complesse, in quel caso ristrette nel tempo. Ritengo fondamentale la collaborazione a questo punto tra Ministero e Regioni, proprio per riuscire a linkare i dati della scuola, in modo tale davvero da cercare di capire quella che non è, di fare non solo una fotografia in quella settimana del singolo focolaio, ma soprattutto capire quali sono i vettori, cioè in maniera dinamica come si estende l'epidemia. Quindi distinguendo sostanzialmente l'impatto della scuola, o dei momenti di scuola, dei momenti intorno alla scuola, dei momenti dei trasporti, dei momenti del rientro a casa e così via. È veramente complesso, consigliere Honsel, poter dire di più, ma certamente noi lo stiamo facendo. Se guarda quella unica pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità per regione, ci sono delle regioni anche del nord e anche vicine che non avevano neanche i dati sui singoli focolai nella scuola. Io volevo dire complessivamente ai consiglieri che io e il nostro gruppo non ci occupiamo di vaccinazione, quindi non risponderò a nessuna delle domande sulle vaccinazioni. Noi siamo epidemiologi, produciamo dati e cerchiamo dati epidemiologici, cerchiamo di interpretarli o quantomeno di fornirli nella maniera più obiettiva possibile ai decisori e ovviamente agli rappresentanti istituzionali, in modo tale che poi le scelte siano fatte basate su dati oggettivi. Quindi non parlerò delle vaccinazioni, non risponderò a tutte le domande sulle vaccinazioni e non abbiamo neanche responsabilità su, diciamo, aspetti che riguardano scelte che vengono fatte a livello territoriale o a livello ospedaliero. Torno sul dato epidemiologico, quindi non avendo domande dal consigliere Centis sugli aspetti epidemiologici, passo alle domande del consigliere Cosolini, quale appunto anch'egli sottolineava l'andamento della mortalità. L'andamento della mortalità certamente, assieme all'andamento della pressione a livello ospedaliero, che diciamo, ovviamente ha preoccupato in particolare nel periodo come dicevo anche prima, anche se non specifico sulla mortalità, ma lo ribadisco nell'ambito della prima settimana, in particolare le prime settimane di dicembre, alle prime settimane di gennaio e adesso nuovamente. Volevo solo fare una piccola riflessione su chi è un deceduto Covid. Un deceduto Covid è una persona appunto che si è infettata col virus ed è stata diagnosticata con appunto attraverso il tampone, sia esso antigenico, dal 15 gennaio in poi è stato autorizzato l'uso della definizione di caso Covid con l'antigenico dopo il 15 gennaio, oppure col molecolare in tutto il periodo. Quindi in pratica volevo dire attenzione ai dati della mortalità Covid. La mortalità Covid prevede che il soggetto abbia ricevuto una diagnosi Covid e quindi che il soggetto abbia ricevuto un tampone e che gli sia stata fatta diagnosi. Non entrano nella mortalità Covid soggetti che appunto possono morire a domicilio in particolare o altrove se non hanno ricevuto adeguata
diagnosi specifica di Covid. Questo è quello che fa la differenza e rende importante poi quello che dicevo prima, il calcolo della mortalità per tutte le cause, dove possono emergere appunto anche quei casi che inizialmente non sono stati definiti come deceduti Covid per mancanza di diagnosi. Noi stiamo facendo un'analisi specifica nel confronto anche per area geografica tra i decessi Covid di questi mesi e il decesso invece totale distinto per regione, provincia, ambito e comune, e sicuramente verrà condiviso. Attenzione, il quesito certamente nel confronto, sempre rispondo al consigliere Cosolini, il confronto tra cosa è avvenuto nella prima ondata e nella seconda ondata. La prima ondata ha avuto certamente una concentrazione di casi, di contagio, di decessi, principalmente nell'area diciamo dell'azienda Sugi, ma in particolare della provincia di Trieste e in particolare nella zona urbana, e tutto quello che l'esplosione della prima ondata è stata principalmente legata a una diffusione del virus in ambito delle case di riposo, delle comunità chiuse, sostanzialmente nell'ambito degli ospedali. E questo è concentrato sostanzialmente, principalmente a Trieste. E in quel momento abbiamo detto che si tratta di un ambito urbano, di un ambito ad alta densità, ma a causa di quella che è stata davvero un lockdown nella prima ondata, a causa del lockdown rapidamente la circolazione del virus fuori dalle comunità ristrette, cioè fuori dalle case di riposo e fuori dagli ospedali, la circolazione si era abbassata rapidissimamente e c'era stata pochissima diffusione nel virus nella popolazione generale. Per questo in quel periodo, nella prima ondata, il virus non si è diffuso nelle comunità rurali, non si è diffuso nelle zone periferiche della regione, non si è diffusa più di tanto nelle zone montane, ma concentrato appunto tra le persone più fragili, tra gli operatori sanitari, in particolare nella zona giuliana. Questa è stata la prima ondata. Nella seconda, tra le due ondate, c'è stata ovviamente una importazione, d'estate un'importazione di casi esterni, di casi provenienti da altre regioni, da altri paesi, una diffusione del virus nei giovani, una diffusione anche in luoghi di grande concentrazione di persone, discoteche, abbiamo visto in particolare feste tra familiari non conviventi e così via, per poi diffondersi da questi luoghi e da persone più giovani a persone più anziane, cioè sostanzialmente le famiglie di riferimento, sostanzialmente poi ovunque è continuata la diffusione del virus fino ad oggi. Non solo, negli ultimi mesi la dimostrazione del fatto che è crollato il numero dei focolai nelle case di riposo, a livello degli ospedalieri, è un crollo dei nuovi casi tra gli ospiti delle case di riposo, un crollo dei nuovi casi tra gli operatori sanitari, anche il sistema sanitario regionale, è stato legato a questa riduzione della diffusione o quasi estinzione, legata sicuramente alla vaccinazione. Questa è l'unica cosa che dico della vaccinazione, perché di questo io non mi occupo, il nostro gruppo non si occupa. Volevo dire solo un'altra cosa, ma perché poi la mortalità da noi è arrivata più tardi, i decessi sono arrivati. Mi dispiace parlare definire un termine tecnico anglosassone che si chiama harvesting e che definisce come le persone che non sono colpite, le persone molto fragili, che hanno una speranza di vita molto, molto breve,
se non incontrano in un certo momento un fattore scatenante che modifica l'equilibrio, che è un equilibrio non tanto legato alla patologia, ma proprio un equilibrio di vita, a un certo punto, nel momento in cui incontrano questo agente, possono cadere. E difatti io credo che il fatto che molte persone che non erano cadute sostanzialmente, quindi non erano decedute nell'area friulana, in particolare nella prima ondata, hanno trovato molto fragili, hanno trovato incontrato il virus nella seconda ondata, e quindi nei luoghi, e questo si può vedere anche a livello internazionale, anche nazionale, nei luoghi dove non c'è stata magari una grande mortalità nella prima ondata, può essere avvenuta nella seconda. Faccio riferimento perché in quella sede ho contezza della qualità del dato. Se andate a guardare la mortalità in Germania, la mortalità in Germania è esplosa soltanto in questi ultimi mesi, proprio perché di fatto si era diffusa soltanto in secondo momento. Quindi per questo motivo io dico, cerchiamo certamente di essere sempre aggiornati, ma di non trarre conclusioni che non tengono conto di fenomeni, diciamo, legati in particolare alla fragilità delle persone. E lo stesso consigliere Cosolini mi chiede, diciamo, ha citato una mia dichiarazione sul quotidiano locale. Certamente io, da epidemiologo, da persona di sanità pubblica, da medico di sanità pubblica, ovviamente adotto nei miei valutazioni epidemiologiche e in quelle di sanità pubblica il criterio di precauzione, e quindi certamente a livello internazionale credo chi si occupa di sanità pubblica vorrebbe vedere un grosso crollo dell'incidenza, prima di pensare appunto ad una diciamo nuovo aumento dei contatti. I contatti, se avvengono in personale ancora con una probabilità di essere positivo notevole, non potranno che riportare all'aumento dell'incidenza, fino a quando ovviamente non ci sarà un'adeguata proporzione di persone immuni, e ovviamente questo ci sarà dato in particolare dalla vaccinazione. Per cui certamente io concordo nella prudenza, ma le scelte poi delle restrizioni sono scelte che vengono fatte dai decisori e non dai tecnici, sono scelte che vengono fatte di concerto tra il governo e le regioni, eventualmente i sindaci delle zone. Non ho risposte adeguate perché per competenza non rispondo alla domanda del consigliere Liguori. Il consigliere Lippolis, dico sì, attualmente i vaccini autorizzati, compreso quello neouscito, il Johnson Johnson, al momento sono efficaci per quel che riguarda la variante inglese. Del resto la situazione inglese, estremamente favorevole adesso, è legata al fatto che sono stati vaccinati praticamente metà del paese. La mortalità in questi giorni è sicuramente crollata. È fondamentale per loro, fondamentale per tutti noi, evitare appunto la circolazione virale che possa portare ad un aumento di varianti che invece potrebbero, diciamo, mettere almeno nel breve termine a repentaglio la campagna vaccinale. Ma gran parte delle aziende farmaceutiche che producono i vaccini lo stanno, diciamo, producendo dei vaccini che sono facilmente modulabili, dovrebbero esserlo, almeno ci auguriamo, dovrebbero essere modulabili, nel senso di modificarne il contenuto in modo tale da poter diciamo, creare una immunità anche nel caso di nuove varianti. Il consigliere Santoro ha fatto molte domande sulle vaccinazioni, alle quali non rispondo. Confermo sicuramente la grande difficoltà
sofferenza dell'attuale, soprattutto pressione, diciamo, sul territorio friulano, in particolare a Udine. Spero che con i commenti precedenti si possa un po' capire che cosa è avvenuto. Vado un pochino più nel dettaglio su Udine, dicendo che abbiamo avuto per moltissime settimane la massima incidenza di nuovi casi effettivamente in territori, parlo della seconda ondata, perché ricordiamo nella prima ondata soltanto avevamo trovato un grande focolaio, ricorderete tutti sicuramente il consigliere Santoro che conosce quel territorio, la casa di riposo di Paluzza soltanto nella prima ondata sostanzialmente. Nella seconda ondata gran parte dei picchi dell'incidenza settimanale che viene misurata attentamente non solo da noi ma anche dai colleghi dell'azienda ASUFC degli epidemiologi del Dipartimento di Prevenzione, avevano notato appunto grande incidenza elevata in particolare nelle zone periferiche, in particolare in molti comuni della Carnia, in particolare delle valli del Natisone e delle valli del Torre. Ci domandiamo perché è successo, perché a un certo punto quando entra il virus in una comunità che è lontana magari, ma una comunità che è coesa e che è abituata a vivere con la collaborazione tra nuclei anche non conviventi ma familiari allargati, e sussistere nella sua organizzazione attraverso una grande coesione, questo purtroppo nel momento della diffusione di un virus può portare a una grave difficoltà su questo territorio, al quale certamente va poi immediatamente affidato un impegno e anche a una comunicazione, a un convincimento della popolazione di andare in quarantena e restringere quanto possibile la diffusione. Non credo di avere altre risposte specifiche per il consigliere Santoro. Il consigliere Zalucar, che ci ha fatto domande sui tamponi, quello che sono dati a nostra disposizione del gruppo epidemiologico, ma noi non abbiamo a disposizione, non possiamo valutare casi specifici di specifici reparti, di specifici ospedali. A queste risposte, a queste domande possono dare risposta le persone che sono in capo a questi argomenti, cioè i focolai ospedalieri in capo alla medicina del lavoro, in ambito ospedaliero, ai gruppi che si occupano di rischio clinico, specificatamente deputati alla diffusione dei focolai ospedalieri. Però al consigliere Zaluca posso rispondere dire qualcosa sulle informazioni che sono a nostra disposizione. Il tempo tempo medio dalla prenotazione del tampone all'esecuzione del tampone, la media dall'inizio dell'epidemia è di 2 giorni, con 25% dei tamponi eseguiti entro le 24 ore e 75% entro 6 giorni. Questo per un maggiore dettaglio sulla distribuzione completa di questo tempo potremmo eventualmente andare più nel dettaglio, più specificatamente in un secondo momento. Comunque concordo evidentemente del tutto con l'invito continuo di approfondimento e di miglioramento del tracciamento. Il miglioramento del tracciamento sicuramente rappresentano, e quindi anche della quarantena. Cerchiamo infatti anche a livello della popolazione generale di accogliere le richieste di quarantena nel modo più accurato e controllato possibile, soprattutto nei momenti in cui l'incidenza diviene così alta. Chiedo scusa, adesso passo al consigliere Conficoni.
il consigliere Conficoni cercava dati qualitativi sia sul tracciamento sia sui tamponi. I dati possono essere ulteriormente approfonditi in un secondo momento. Quello che posso dire è che effettivamente la frequenza di tamponi può essere diversa, come è stata diversa e maggiore sicuramente in Regione Friuli Venezia Giulia rispetto ad altre regioni. Nella nostra regione vi sono stati sicuramente maggiore frequenza di tamponi fatte nelle province di Udine, di Gorizia e di Trieste rispetto a Pordenone. Rispetto alla domanda del consigliere Zazzolo, e la domanda del perché di questa ondata della seconda metà di febbraio, in particolare a Gorizia e a Udine, noi riteniamo, guardando diciamo, effettivamente l'andamento anche più dettagliato della frequenza delle varianti sul territorio, certamente questa improvvisa aumento, fiammata tra Udine e Gorizia, in particolare nelle zone limitrofe del confine tra le due province, sembra legata alla variante inglese. A questo punto posso dire che noi, siccome valutiamo a seguito delle informazioni che riceviamo dai dipartimenti di prevenzione anche la numerosità appunto dei casi all'interno di un focolaio, ci ha decisamente colpito un focolaio lavorativo che è presente nella provincia di Gorizia, in particolare, del quale credo abbiano dato riscontro e informazione anche i media. Un focolaio lavorativo nella provincia di Gorizia, in particolare nel Monfalconese, dal quale sono emersi non soltanto moltissimi casi in quell'ambiente di lavoro, ma al quale c'è stato poi una escalation anche ad altri luoghi di lavoro di ditte collegate con la prima e anche di molte famiglie e scuole frequentate da bambini o da comunque persone familiari collegate a questo focolaio. Questo è di fatto la constatazione, questo dopo che ovviamente il primo caso era arrivato, diciamo, di variante inglese proprio attraverso Ryanair e il collegamento con l'Inghilterra. La prima evidenza di un forte focolaio di origine della variante è quello che ho riferito. Inoltre il consigliere ci chiede sul 30% cioè il superamento della soglia delle terapie intensive. Il 30% di che cosa? Sì, è il 30% del 175, che sono i dati, diciamo, definiti sulle terapie intensive. Ancora qualche domanda? Vediamo se ho risposta sì, collegata al dato epidemiologico. Ci è stata fatta una domanda se il contagio da noi può essere stato legato o meno alle regioni confinanti. Bisogna dire che per mesi, nello stesso periodo nel quale abbiamo visto un grande aumento di incidenze in Friuli Venezia Giulia, per mesi abbiamo avuto gli stessi livelli, la stessa incidenza anche in Slovenia e per molte settimane anche nei länder di alcuni länder austriaci. In generale avete, diciamo, credo tutti guardato sulle mappe europee, anche quelle molto utili del SCDC descritte dall'Agenzia europea, una zona mitteleuropea, se così possiamo definirla, nella quale comprensiva anche della Cechia e della Slovacchia e poi del devastante aumento della mortalità in Polonia che abbiamo tutti constatato, in qualche modo sembrano collegati, ma questo non per scaricare in qualche modo responsabilità ad altri, quanto di constatazione. Ripeto, definire poi effettivamente il flusso del virus e il passaggio dai vettori da un tipo all'altro
è certamente complesso, ma sembra in qualche modo anche il fatto dell'incidenza più bassa nella provincia di Pordenone in qualche modo più simile all'attuale incidenza nella provincia di Treviso potrebbe anche essere legata appunto alla vicinanza con aree a minore rischio. Confermo appunto anche in risposta alla domanda del consigliere Di Bert, confermo che il luogo di lavoro sicuramente è un luogo dove non solo può avvenire la diffusione, in particolare credo sia più difficile fare prevenzione nei piccoli luoghi di lavoro con pochi dipendenti, anche molto piccoli, e credo che particolare attenzione debba essere dato in particolare a quei luoghi di lavoro dove la tipologia del lavoro prevede una vicinanza tra operatori o ancor più una vicinanza con appunto fornitori piuttosto che clienti, e in questo senso vale sia in termini di prevenzione, può valere anche di più o comunque va considerato anche nell'organizzazione della campagna vaccinale. Io non approfondisco altro, se sono stato carente avrò piacere di poter approfondire ulteriori o le precedenti richieste dei consiglieri. Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, io inizio assolutamente con la risposta che vorrei dare al professor Hansel, che in realtà ha fatto sicuramente ha posto delle domande concatenate che sono assolutamente molto interessanti. Per cui direi che aggiungerei solo una cosa rispetto ai focolai della scuola, eccetera, che Fabio Barbone ha detto, ovvero che negli andamenti che noi vediamo, laddove si chiude la scuola, di fatto crollano, diciamo, i casi, aumentano i contagi fra gli amici e viceversa. Questo è quello che no, osserviamo e diciamo questo, tanto per dire una cosa. Dopodiché, con la scuola abbiamo un importante tavolo che prevede noi, l'altra direzione lavoro che si occupa di istruzione e l'ufficio scolastico regionale, con cui siamo in contatto direi quotidiano. Quindi non sono da sole, ci sono questi link che ci vedono anche, diciamo così, assieme per condividere anche certe problematiche. Sui dati rispetto alla scuola vi ho già detto Fabio Barbone, e quindi questo è. Io quello che volevo dire è questo, riguardo a quello che lei, il professor Hansel, diceva, ma qual è il processo, come avviene il processo di negativizzazione? Allora, lo lascerei per ultimo e andrei invece sul focus che lei faceva rispetto agli ospedali, alla sospensione dell'attività chirurgica e al perché è stata stoppata l'attività chirurgica. Allora, e questo lega molto alle risposte e alle domande che hanno posto un po' molti dei consiglieri presenti oggi, ovvero sia noi abbiamo dovuto ridurre e poi diciamo sempre di più l'attività chirurgica perché avevamo una pressione sugli ospedali. La pressione sugli ospedali che si è verificata e che vede circa il 18% degli accessi, poi potremo vedere se proprio impropri, ne discuteremo dopo, delle persone con sospetto Covid e patologie correlate, insomma, ha creato sostanzialmente questo problema. Poi parleremo anche della roba delle cure domiciliari e che cosa noi si mette in atto. Quando noi abbiamo una pressione sugli ospedali, noi e abbiamo una domanda forte di terapia intensiva che questa volta è diversa dalla prima ondata.
La prima ondata vedeva persone più anziane rispetto ad adesso, adesso e non si sapeva ancora, quindi si facevano i passaggi terapia non intensiva, subintensiva, quando invece si è visto, parlando con i colleghi e condividendo un po' quelle che erano anche le linee nazionali, il fatto che forse se uno ha dei parametri di un certo tipo, invece di aspettare, tenermi il casco, no? CPAP, eccetera, eccetera, come lei saprà benissimo, professore, è meglio intubare, perché i flussi sono più, diciamo, controllati e anche più efficaci. Visto che, di fatto, vorrei dire che il Covid è un'influenza, perché è un virus a RNA, va bene, di cui si conosce benissimo la causa, ma la cui manifestazione principale è l'insufficienza respiratoria conseguente a una polmonite interstiziale. Quindi, in pratica, noi se abbiamo pazienti, quando abbiamo imparato, cioè i nostri colleghi hanno imparato, i miei colleghi, che era più semplice trattare il paziente subito con una ventilazione, diciamo, meccanica e in sedazione, lo hanno fatto. Avendolo fatto è chiaro che saltava un po' il percorso della continuità, no? Assistenziale, per cui le terapie intensive sono state più richieste. Questa è la prima cosa. La consigliera Del Zovo chiedeva, ma c'è assolutamente, come si dice, ci sono i pazienti hanno una lista d'attesa, i pazienti non possono avere una lista d'attesa in terapia intensiva, i pazienti o sono alla terapia intensiva o non sono alla terapia intensiva, è proprio per questo che abbiamo cominciato a stoppare le attività. Non solo perché ci mancava gente, ma anche perché certe attività chirurgiche, soprattutto le oncologiche di un certo tipo, in pazienti da ASA 3 ad ASA 4 come rischio anestesiologico, va bene, hanno bisogno di un posto letto libero in rianimazione, che poi ci vadano o non ci vadano. Ora, se io ho una pressione da questa parte che vi ho spiegato, dall'altra devo in qualche modo controbilanciare. E questa è stata la decisione, che non è una decisione originale, è una decisione che hanno preso in tutto il mondo. Detto anche questo, la sospensione dell'attività chirurgica è una sospensione non di tutta l'attività chirurgica, consiglieri, è la sospensione dell'attività di elezione, va bene, mentre si conserva quella d'urgenza e oncologica indifferibile, perché ci sono alcune patologie oncologiche. Avevamo ieri un incontro con l'associazione degli oncologi italiani, con il dottor Fasola, con cui abbiamo concordato anche alcune dinamiche, che però non voglio trattare perché riguardano i vaccini, ma abbiamo anche in qualche modo parlato di queste cose e convenuto nel fatto che il prima possibile dobbiamo ripristinare, ma che non si poteva fare altrimenti in questo momento. Quindi, tornando alla consigliera Dal Zovo, dico, gli anestesisti rianimatori vanno molto per protocolli e soprattutto c'è un documento di fine ottobre, non mi ricordo se fosse il 20 o il 22 ottobre, firmato dal gruppo degli anestesisti rianimatori italiani, va bene, che danno delle indicazioni e dei suggerimenti sulle persone che beneficerebbero della terapia intensiva, delle cure intensive, e quelle no, lasciando sicuramente alla, come si dice, alla valutazione individuale dell'equipe che di volta in volta valuta i pazienti. Quindi questo non può essere, né è per quanto riguarda la parte dei posti letto, e che i posti letto in non intensiva hanno subito lo stesso percorso, quindi quello che si chiama riconversione dei posti letto. Ma la riconversione dei posti letto, sia di terapia intensiva, va bene, che diciamo che di terapia non intensiva, che ha visto effettivamente, abbiamo visto in quest'ultimo periodo e c'è stata la necessità, chiaramente vanno sotto un termine che i tecnici adesso, parlando di questo periodo, e il Ministero ci chiede, la flessibilità. Quindi è la flessibilità di poter rispondere in modo adeguato, va bene, alla richiesta di posti letto
non intensivi, subintensivi e intensivi. Quindi diciamo variano anche questi numeri a seconda di questo fattore, quindi questo è il perché. Riguardo sempre, e anche qui ringrazio, perché c'è un problema sono state fatte molte domande, anche oggi anche lei, consigliere Onsel, ha posto il problema e dei Covid rimasti che cosa ne facciamo? Allora, dei Covid rimasti, è vero che una delle aziende ha istituito, ma poi anche le altre, degli ambulatori specifici, ma gli ambulatori specifici servono fino a un certo punto, perché torno a ricordare che di fatto il periodo che segue la guarigione Covid-19 è un insieme variegato di alterazioni o sindrome, si dice sì sindrome, a carico di vari organi che si presentano nei singoli individui, va bene, in maniera diversa, quindi con reliquati diversi. Quindi diciamo, quella che è la terapia non è uguale per tutti, o il trattamento non è assolutamente uguale per tutti, ma deve essere valutato caso a caso. Quindi questo è, quindi io se vado in ambulatorio post-Covid e che ne so, ho problemi neurologici, chi mi vede il neurologo? Cioè, si tratta di mettere e di capire sostanzialmente quali sono le complicanze e indirizzare invece non tanto in scatole o luoghi fisici, ma in un percorso che voi, i colleghi medici del Consiglio sanno, è un percorso di presa in carico e perché no, eventualmente di protocolli diagnostici e assistenziali nella presa in carico. Quindi questo è assolutamente importante. Poi volevo dire che riguardo sempre alle cure domiciliari, abbiamo lavorato molto, anzi hanno lavorato molto gli infettivologi, ne abbiamo 3 in regione, 2 universitari e 1 no, e hanno prodotto in un accordo un protocollo, il quale protocollo viene presentato diciamo domani ai medici di medicina generale, agli ordini dei medici e un po' anche ai pronto soccorsi, perché questo protocollo molto preciso, molto e anche molto semplice prevede in effetti una gestione del paziente al domicilio, diciamo, utilizzando determinate, diciamo, anche farmaci e una determinata terapia. Questo è stato possibile adesso perché si conoscono più cose di questo virus. Prima si sapeva solo che c'era l'ossigeno, come lo steroide che tutto sommato può funzionare o non può funzionare. Ecco, quindi questa è l'altra cosa, il protocollo. Il lavoro, consigliere, non mi ricordo più se era Mauro Di Berta, sì, il lavoro sì, abbiamo un protocollo anche lì, un protocollo dove si firmato con le associazioni di categoria, così come i punti vaccinali si amplieranno. Abbiamo un protocollo, non voglio parlare dei punti vaccinali adesso, un protocollo con le farmacie e anche degli infermieri, che lo parlerà il vicepresidente. Quindi l'altra cosa che mi premeva di dire assolutamente è che noi abbiamo un'attenzione molto forte e un'unione con Fabio e con il suo gruppo proprio per capire anche le variabili e l'andamento della variabile. La variabile inglese, che forse è meno pericolosa rispetto all'altra, probabilmente, non sappiamo, però ha un indice praticamente di diffusione molto più alto. Punto primo. Quindi questa è una delle cause. Punto secondo è il fatto che il sequenziamento in questo momento, e ci pone vicino anche la provincia di Bolzano, che non è che hanno avuto questa invasione di varianti, più varianti della nostra. Noi possiamo dire che adesso non abbiamo le varianti un po' più pericolose, ma facciamo parte di un protocollo con l'Istituto Superiore di Sanità e adesso abbiamo un accordo con sia l'area di ricerca, il laboratorio del professor D'Agaro di Asugi e anche UNIUD, va bene, per poter sequenziare costantemente di settimana in settimana e cercare di monitorare, diciamo, laddove si può, ovvero sia dove i tamponi sono positivi, questi tamponi positivi rispondono a un CT inferiore a 25, quindi una carica virale molto forte, vengono portati, diciamo, a sequenziamento, da lì si capisce o meno se. Questo che cosa dice? Avete visto nell'ultima slide
che dal 45 siamo passati all'89%, ovvero sia il virus selvaggio sostanzialmente è stato soppiantato da questa variante, diciamo, da questa variante. Quindi questa è l'altra cosa importante che volevo dire, per cui qui le cose non è che sono anche molto infieri proprio per questi motivi, insomma, quindi i protocolli di cura noi li abbiamo, li metteremo in atto perché sono condivisi, abbiamo in atto l'espansione ma anche il protocollo con i farmacisti. Allora, il siglare i protocolli con i farmacisti prima che come ieri praticamente venisse siglato a livello ministeriale può anche essere fatto, ma sostanzialmente che prevede peraltro non che loro inoculino subito, ma che facciano diciamo una FAD, formazione a distanza, in piattaforma di due corsi, uno propedeutico e l'altro abilitante, e poi facciano un periodo con diciamo chi sa fare queste robe. E quindi va bene, quindi io non penso di avere altre robe rispetto a queste, però insomma sì, io veramente ringrazio il consigliere Hons perché mi ha dato l'opportunità di esprimere alcune, diciamo così, cioè di soddisfare credo alcune perplessità che voi avete. Grazie. Bene, allora io penso che intanto ringrazio il Presidente e naturalmente tutti i commissari per questa lunga commissione. Sono le 14, abbiamo cominciato alle 10, quindi io cercherò di fare alcune considerazioni conclusive, spero sensate, anche cercando di dare delle risposte ad alcuni aspetti che mi sembrano importanti. Mi dispiace che se ne sia andato il consigliere Cosolini, perché volevo partire proprio da lui, dicendo che lui ha ragione a richiamare l'attenzione e la responsabilità. E io, con la stima che gli riconosco, anch'io richiamo l'attenzione e la responsabilità, fermo restando che per la schiettezza che mi contraddistingue non potrei stare zitto e non dire che ho sentito dei toni che sono tutt'altro che responsabili. Fortunatamente pochi rispetto alla complessità e agli argomenti che sono stati posti. In particolare quando leggiamo l'aspetto della mortalità. Però su questo ritornerò tra poco per cercare di dire quello che penso. Allora, partirei dalle risposte a tutto quello che non abbiamo toccato, che è il tema dei vaccini. Allora, si è detto che abbiamo imboccato la strada giusta adesso. Noi abbiamo imboccato la strada che ci è stata data dal governo nazionale, sempre. E se abbiamo applicato rigorosamente quelle regole, se altre regioni non l'hanno fatto, è una responsabilità loro. Quando a noi hanno detto che la categoria che viveva la maggiore difficoltà era quella degli over 80, noi abbiamo cominciato a vaccinare persone che avevano oltre 80 anni, dopo aver vaccinato i sanitari, che tra l'altro è un'altra categoria importante, e rispetto al rigore e al controllo col quale ci siamo mossi, ricordo che noi non raggiungiamo il 6% dei vaccini a quella categoria definita altro, quando in altre regioni si raggiunge livelli tra il 20 e il 30%. In quell'altro semplifico. Il tecnico della manutenzione che va a sistemare la caldaia dentro un ospedale, per noi stava nell'altro. E quindi abbiamo lavorato, non credo avendo assolutamente manica larga, e ci siamo opposti in maniera rigorosa quando abbiamo visto dei fenomeni che non rispondevano a questi criteri, avendo consegnato dei vaccini secondo quello che erano le disposizioni della prima versione del piano nazionale che definiva i servizi essenziali. Quindi abbiamo consegnato ad alcune strutture autonome definite come servizio essenziale i vaccini affinché potessero essere somministrati alle categorie definite dal piano. Rispetto al domicilio, a tutte queste cose che giustamente vengono poste, guardate, io vi do 3 numeri perché così ci capiamo dove siamo. Allora, questi sono i dati a ieri, li arrotondo per far prima.
Noi abbiamo avuto in consegna 250.000 dosi, ne abbiamo somministrate circa 220.000. Di queste, se entrano nella partita degli over 80 e della vulnerabilità, cioè coloro che devono essere anche vaccinati a domicilio, noi ad oggi abbiamo vaccinato 177.000, abbiamo fatto 177.000 somministrazioni su 180.000 consegne fatte. Allora, voi ben comprendete che cosa possiamo vaccinare in funzione sicuramente di un'organizzazione, ma della disponibilità dei vaccini che in questo momento ci è data in questi termini. Allora qualcuno mi potrebbe dire, ne hai 250, ma hai somministrato 220. Sì. Di questi 30.000, 20.000 sono di AstraZeneca. AstraZeneca, che è quella categoria che non può, è quel vaccino che non può essere somministrato né agli over 80 né ai vulnerabili, dei quali abbiamo assistito prima al cambio del limite d'età, poi abbiamo assistito al cambio del piano nazionale che eliminava i servizi essenziali, dentro i quali ricordo a tutti forze armate, forze dell'ordine, sistema scolastico, dentro il quale abbiamo avuto un blocco e dentro il quale abbiamo avuto alla fine pure una parte di sequestro delle dosi. Quindi a me sembra che sul piano vaccinale possiamo dire tante cose, possiamo sorridere sulle code e possiamo sicuramente auspicare di avere il sindaco che va a dividere le persone quando sono in coda. Io me lo auguro che lo possa fare qualche consiglio regionale che mi pare abbia l'ambizione di fare il sindaco la prossima volta, quindi vedremo se sarà capace di fare meglio. È evidente che il problema delle code, dei disagi, io credo che nulla sia perfetto, sicuramente ci sono delle cose migliorabili, a me pare che il lavoro che stiamo facendo sulle campagne massive sia puntuale, importante e mi sia consentito dire non è riducibile a 2 comuni che mettiamo insieme perché dobbiamo andare a prenderci 20 preferenze dentro quei comuni. Perché la campagna massiva e all'interno del settore sanitario non è una cosa da ridere, perché non è sufficiente avere qualche vaccino, bisogna organizzare le strutture, devono essere in sicurezza, bisogna avere l'equipe che non sono composte dai medici, ma devono avere anche i medici e ci devono essere gli infermieri che sono in questo momento meno disponibili dei medici in termini numerici. Come credo sia una semplificazione dire che la vaccinazione della protezione civile sia una cosa che forse andava fatta in un altro modo. Il sistema di protezione civile gestisce l'emergenza al pari della sanità e tutto il sistema di protezione civile è impegnato nell'attività di assistenza e di logistica alle persone che sono a casa, che si presentano ai centri vaccinali. Quindi è evidente che la messa in sicurezza di queste persone che aderiscono al sistema di volontariato della protezione civile diventa ovviamente indispensabile al pari di quello che è stato fatto in altre regioni italiane. Mi è stato posto il problema degli avvocati. Allora, noi abbiamo classificato i servizi essenziali quando c'erano le classificazioni all'interno del piano che poi è cambiato. Dentro la definizione di servizio essenziale ci stava anche l'amministrazione giudiziaria e per quella ragione abbiamo aperto le agende relativamente a quella tipologia di categoria che è definita dalle regole. Ma l'amministrazione giudiziaria è una cosa diversa, io mi rendo conto, gli avvocati lavorano all'interno dei palazzi giudiziari, ma è come ci lavorano i geometri, gli ingegneri, e seguiamo le regole che ci sono date. E quindi su questo, forestali compresi, che sono stati oggetto di anche qui una discussione, perché i forestali fanno parte di quelle forze di polizia perché affiancano le forze di polizia nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi noi abbiamo osservato rigorosamente, poi qualche cosa è scappata, sempre si può fare meglio, sempre si può fare meglio. Abbiamo cercato con la massima diligenza di affrontare i problemi nel miglior modo possibile. Io credo che ogni giorno che passa c'è una cosa che tu
impari per poter fare meglio il giorno dopo. Quindi credo che questo sia uno sforzo molto leale che tutti quanti abbiamo cercato di fare e stiamo cercando di fare da un anno. Vengo ai temi un po' più strutturali, cercando di intervenire sui titoli che io considero, secondo me, i principali rispetto a quello che è stata la discussione importante e lunga anche di questa mattinata. Devo dire che colgo alcuni aspetti, in particolare sul tema della mortalità, che mi spaventano per il tono con cui si maneggia queste cose, che sono cose che fanno dolore a tutti, quasi che qui ci fosse qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare o poteva fare quello che non ha fatto. Allora, la prima considerazione che mi sento di fare è che la mortalità non si distingue tra la mortalità con il Covid e per il Covid. Questo non è un aspetto banale relativamente al bilancio complessivo dei dati che abbiamo visti e credo sia ingeneroso dividere la mortalità a seconda delle ondate. La mortalità riguarda un'esperienza che questo Paese ha vissuto, nella quale ci sono stati momenti nei quali alcuni territori sono stati colpiti di più, alcuni territori sono stati colpiti di meno, perché altrimenti questa sarebbe una semplificazione per la quale qualcuno dovrebbe dire che in certi momenti il sistema ha funzionato meglio, in certi momenti ha funzionato peggio. Non è così, non è così. E questa è una storia che non riguarda soltanto la nostra regione, riguarda nemmeno soltanto il nostro paese. Non credo che qui si sia fatto bilancio aziendale. La letalità grezza, se vogliamo guardarla lì, abbraccia il periodo dall'inizio dell'epidemia, quindi da febbraio, del 2020, fino al marzo del 2021. E quella letalità grezza dimostra che una parte del nostro sistema ha una media lievemente superiore alla media nazionale ed è dietro ad alcune regioni. Se vogliamo fare la contabilità fra un mese e un altro, credo che facciamo un buon servizio alla verità. Io capisco che poi alla fine si cerca di interpretare i dati, mi limito a osservare che nelle valutazioni dei tassi standardizzati questa regione, e non la considero una medaglia, intendiamoci, ha comunque un aumento rispetto agli ultimi 5 anni inferiore della media Nord Italia italiana e anche in livello di incidenza di mortalità trova un tasso standardizzato più basso. Non è una gara, è la lettura dei dati ed è una lettura dei dati per i quali non si può semplificare il fatto che si parla del momento in cui siamo andati male, sottolineando che ci sia un momento nel quale siamo andati bene. L'esperienza è una somma di tutte queste cose dove il sistema ha cercato di fronteggiare la tensione e l'importanza di questo fenomeno che ha duramente colpito, sta ancora duramente colpendo prevalentemente il nord Italia. Le 3 regioni che in questo momento l'abbiamo visto sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e ci siamo noi dentro questo andamento, e credo che questo sia un elemento che sia sotto gli occhi di tutti, per amor di verità. Secondo tema, l'incidenza del contagio, che ovviamente è la mortalità diventa una funzione sull'incidenza del contagio. Allora, l'incidenza del contagio non è una semplificazione, abbiamo cercato di dimostrarlo con i dati, non con le interpretazioni e le convinzioni di ognuno di noi. Io ho cercato di parlare poco perché volevo che parlassero i tecnici, perché alla fine quando dovremo discutere tra noi, discuteremo tra di noi. Poi invito a discutere e a contestare quelli che sono gli elementi oggettivi che vengono presentati non da chi fa la politica come la facciamo noi, ma da chi esercita una funzione prettamente tecnica. La verità è che l'incidenza del contagio, se paragonato al rapporto positivo su tampone in relazione all'attività di sorveglianza e di screening che questa regione fa, determina come questa regione sia più o meno a livello della media italiana e ben sotto molte altre regioni. Questo non è un aspetto banale. Quando il Presidente della Regione parla dei 250 casi sui 100.000 abitanti, non è che lo fa per dire io sono meglio, sono peggio di altri, lo fa per sostenere una linea nella quale non ci può essere un paese dove da una parte si sorveglia di più e dall'altra parte si sorveglia di meno. Perché è evidente che io quando vado a cercare di più trovo di più.
Allora, io penso che noi, a differenza di quello che ho ascoltato anche sul concetto delle 3T, che bisognerebbe fare qualche tampone di meno, io penso che invece noi non dobbiamo lavorare per ridurre il nostro numero di tamponi, noi dobbiamo lavorare perché le altre regioni alzino il loro livello di tamponi, perché allora a quel punto l'andamento dell'infezione sarebbe reale come quello che noi stiamo misurando in Friuli Venezia Giulia, a differenza di quello che viene misurato in maniera diversa in altre parti del paese. Questo è il dato, non lo dico io, questo lo dicono i dati e credo che questo, in relazione al comportamento e alle regole che definiscono le misure restrittive, non sia conseguenti alla, che poi possiamo semplificare, la colorazione, senza entrare nel merito della distanza dei dati con i quali vengono osservati e su quali si prendono le misure, non sia un aspetto di poco conto in tutta la storia e tutta l'esperienza che stiamo vivendo. Terza questione di fondo, che riguarda i vaccini e non ho toccato all'inizio della mia discussione, perché fa parte dei numero dei dati che abbiamo presentati. Se noi osserviamo l'andamento di quello che è accaduto dentro gli ospedali, nei nostri professionisti della salute e nelle case di riposo, troviamo la risposta dell'incidenza di che cosa significa aver vaccinato o non aver vaccinato, anche nelle curve per fasce di età della mortalità. Quindi questo è un altro elemento incontrovertibile sul quale sfido qualsiasi a mettere in discussione il valore di questo dato oggettivo. Sicuramente presentiamo ancora una pressione ospedaliera elevata, ma è una pressione ospedaliera elevata che non sta solo da noi. E tra l'altro, rispetto a tutti coloro che dicono che cosa avete fatto, non credo sia sfuggito a nessuno che rispetto alla disponibilità delle terapie intensive ogni 100.000 abitanti, noi abbiamo un valore che è perfettamente in linea, addirittura qualcosa sopra la media nazionale rispetto ai dati che ci vengono, agli indicatori che il Ministero della Salute ha affidato alle singole regioni. Ultimo aspetto, non credo marginale, l'ha sfiorato con delicatezza il professor Barbone. Qui nessuno ha la presunzione di dire l'origine delle varianti. Certo, se un dato è chiaro, è evidente che l'elemento della mutazione è l'elemento che oggi ci impone questo quadro epidemiologico. Lo vediamo nei risultati dei sequenziamenti e rispetto alla domanda che faceva Singh, cosa c'entrano i confini, io sono molto prudente, l'ha detto il professor Borbone, è evidente che ci sono dei flussi che ci fanno ragionevolmente immaginare come, e questa è una cosa che abbiamo posto dall'inizio di tutta questa esperienza, che misure e sistemi di sorveglianza e regole diverse in un contesto che non è omogeneo sul territorio nazionale, ma non è omogeneo neanche tra i paesi, è chiaro che questo può determinare un flusso di mobilità libero e di conseguenza la circolazione di un virus che statisticamente vediamo aveva una forza molto importante in alcuni punti dei nostri confini. Ecco, quindi, dato oggettivo, senza voler dare colpe o responsabilità a nessuno, ma la mutazione è evidente che ha colpito duro e l'origine di quella mutazione ragionevolmente potrebbe farci pensare che anche da quei punti possa essere arrivata. Ultima considerazione e qui poi mi taccio. Io penso che noi stiamo entrando in quella fase, mi auguro che sia così, e questo dipenderà dalla campagna vaccinale sulla quale noi stiamo cercando di mobilitare tutte le forze possibili. E quindi anche rispondendo all'effetto del domicilio, su quale ben sappiamo che è la cosa che si presenta con maggiore complessità, ma ricordo questo dato. Noi abbiamo 3.000 dosi di Pfizer disponibili, ne abbiamo accantonate il 50% di Moderna perché i flussi di Moderna che hanno la necessità del richiamo non sono flussi garantiti come degli altri vaccini. Quindi a quelli ai quali abbiamo fatto Moderna in prima dose dobbiamo aver garantito la presenza della seconda dose perché altrimenti quelli poi si fermano lì. È chiaro che noi dobbiamo fare due lavori, una coerente con il flusso di consegna delle dosi, l'altro con la capacità di mobilitazione degli strumenti e delle risorse a disposizione per somministrare il vaccino. Questo è uno sforzo che stiamo facendo. Abbiamo fatto tutti gli accordi diligentemente rispetto a quello che avveniva dal percorso nazionale. Stiamo cercando di coinvolgere la medicina generale a seguito degli accordi come abbiamo definito.
abbiamo fatto gli accordi e i bandi per gli specializzandi. Ieri è stato sottoscritto questo accordo dal ministro Speranza sui farmacisti, anche con loro ragioneremo per come fare, lo faremo con gli odontoiatri, i pediatri di libera scelta, lo faremo con tutti coloro che saranno disponibili, però vi voglio dire una cosa in maniera molto diretta. Partecipare a una campagna vaccinale come questa deve rendere tutti consapevoli di andare sotto un cappello di governo della sanità pubblica dove uno va dove è mandato e dove gli si chiede il servizio che deve fare. Se noi dobbiamo aprire discussioni sul fatto che c'è una competenza professionale che in un punto vuole andare, nell'altro non vuole andare, e questo diventa un problema perché significa non avere a disposizione lealmente le forze che noi potremmo mettere in campo. Noi continueremo a moltiplicare i punti massivi. Siamo arrivati a oltre 50 e devo dire stanno dando dei significativi risultati, ma è evidente che tutto questo dipenderà anche da quello che abbiamo capito, perché l'abbiamo capito. Nella gestione commissariale precedente, di fronte a un piano di questo genere che non era così dettagliato come sta avvenendo avanti e fortunatamente ci pare di poter avere nel medio-lungo termine una disponibilità di vaccini più elevati che una garanzia di questi flussi, peraltro confermata anche nelle ultime ore, quando c'è stato chiesto un fabbisogno di ulteriore personale da destinare a questo tipo di attività. Noi nella prima fase abbiamo indicato un fabbisogno di 300 persone, sono arrivate meno di 50, adesso ne abbiamo indicate 500, abbiamo capito che probabilmente non ci arriverà, ma non perché c'è qualcuno che non ci vuole mandare quel personale, semplicemente perché in questo paese questo personale non c'è. E quindi è evidente che diventa determinante la mobilitazione di queste competenze professionali, per cui noi cercheremo di dare la massima mobilitazione per andare incontro a tutte le attività che devono essere svolte, consapevoli che il vaccino sia la vera risposta che noi siamo in grado di fare. Se l'obiettivo del commissario straordinario è quello di raggiungere i 500.000 vaccini al giorno, vuol dire che la nostra quota più o meno è attorno a 10.000. Io credo che questo numero sia alla nostra portata rispetto anche a come stiamo andando. È un'operazione complessa, è un'operazione difficile, è un'operazione sulla quale ci giochiamo tutto e ci giochiamo tutto anche relativamente ad un'altra cosa che riguarda, lo voglio dire al professor Ronsel perché è sempre piacevole ascoltarlo qua. Poi quando io leggo i suoi comunicati mi sembra avere a che fare con una persona diversa. Cioè non è che qua qualcuno si diverte a ridurre le attività elettive o a ridurre le attività che vengono fatte all'interno dei nostri ospedali, no? Cioè, non è mica un esercizio. Lei crede che questa sia una cosa sulla quale ci si diverta? Io non penso che qui si diverta nessuno. Noi siamo chiamati ad assumere quelle decisioni che consentono al sistema di fronteggiare quello che c'è e sono molto d'accordo anche su quello che è emerso ieri in maniera rilevante, in particolare con le organizzazioni che si occupano di oncologia, che il Covid non è solo l'unica preoccupazione che noi abbiamo. Quindi sull'oncologia sono i dati che dimostrano come le nostre attività di oncologia, e questo dobbiamo ringraziare i professionisti che ci hanno lavorato nel 2020, fortunatamente hanno tenuto la linea. E a questo si aggiunge un altro percorso, il quale io voglio riconoscere anche l'Aula si è misurata con serietà rispetto a quello che sarà il post-Covid, che ha a che fare probabilmente, mi auguro che sia così, con una lettura critica di quello che è avvenuto. Però se dobbiamo dirci altrettanta verità in maniera schietta, visto che siamo abituati a dirci le cose, non è che qui nessuno deve inventare niente rispetto a quello che è accaduto, rispetto a quello che si diceva prima. Allora lo voglio dire con estrema chiarezza. Adesso vedremo quale sarà la nuova progettualità a seguito di tutta questa storia. Però vedere sponsorizzazioni straordinarie, che peraltro contraddicono storie e decisioni che molti delle persone che mi ascoltano hanno preso non soltanto non più di qualche anno fa, beh, mi fa sorridere vederli a fianco rispetto a delle battaglie che addirittura oggi ci verrebbero a spiegare i ripristini di strutture che alla fine potrebbero funzionare soltanto se ci fossero le competenze e quel capitale umano sul quale molto spesso si fanno molte considerazioni che funzionano il lunedì, ma il martedì ce le siamo dimenticate. E qui la finisco rispetto all'ultima battuta, naturalmente senza alcun interesse di tipo elettorale di USAI, e delle risorse da mettere a disposizione degli infermieri e dell'utilizzo delle RAR e del principio di non esclusività. Allora noi abbiamo preso atto
tutte le forze politiche, quindi compreso il Movimento 5 Stelle, che c'era una pressione molto forte da parte degli infermieri di rimuovere il titolo di esclusività della professione. Io sono uno tra quelli che si è speso rispetto a questo, perché penso che nella professione sanitaria non ci possano essere delle categorie che hanno l'esclusività e altre che non ce l'hanno. Però immaginare che il principio dell'esclusività rientri in un meccanismo per il quale, se io sono dipendente dell'azienda sanitaria di Udine, vado a fare un servizio per l'azienda sanitaria di Trieste, questa è una storia abbastanza singolare. Come è abbastanza singolare quel meccanismo per il quale le RAR sono considerate quella sorta di integrazione salariale. Perché anche questa storia, io credo che responsabilmente tutti quanti dovremmo avere il coraggio di affrontarla. E questo ci aiuterebbe a distinguere quell'elemento aggiuntivo di risorse, per il quale ho letto la CGIL che mi prende un po' in giro perché dico semplicemente che il lavoro va pagato, non credo di dire niente di particolare, per il quale noi rischiamo ancora una volta di vedere pezzi importanti del sistema di salute che sulle risorse aggiuntive regionali continuiamo a distribuirle come se il Covid non fosse accaduto e non ci fossero coloro che si sono spaccati la schiena nel fare queste cose e altri che non l'hanno fatto perché semplicemente fanno altro. Allora, io credo che questo sia un altro elemento di maturità della politica, di affrontare le cose per quelle che sono, non perché dobbiamo prendere il pallottoliere e dire chi sta con noi o chi sta contro di noi in funzione delle cose che diciamo. Perché vedete, la ruota gira, un giorno si sta all'opposizione e una volta dopo si sta in maggioranza. Io non me lo auguro per il Paese, naturalmente, che la maggioranza possa trovare qualcuno che gli capiti pure di governare, no? Però anche su questo, almeno sulle regole mettiamoci d'accordo, poi ognuno vota, però le regole sono fisse, perché altrimenti questo gioco diventa un gioco semplice, perché alla fine è come la vecchia storia, e qui veramente concludo, del mio amico Gastone Parigi che non c'è più, no? Che dai banchi di quell'aula, quando davanti agli scioperi del personale della Stock, si alza il capogruppo del Partito Comunista e dice al presidente Berzanti, non mi ricordo se era Berzanti e Comelli, che era inaccettabile vedere questa crisi di questa grande azienda e quindi lui proponeva un bonus di 100.000 lire a ogni lavoratore della Stock che rischiava di non trovare il posto di lavoro il giorno dopo. E Gastone Parigi, che era l'opposto perché era il capogruppo quella volta del Movimento Sociale Italiano rispetto al Partito Comunista, si è alzato in piedi e ha detto che il comunista era un avaro e quindi non 100.000 ma 200.000. Fare le cose così è facile. Grazie Presidente. Grazie a tutti, la Commissione abbiamo sforato ampiamente i termini, è terminata e niente, rinnovo i ringraziamenti al professor Barbone. Io sto parlando, ma evidentemente l'opzione educazione è un optional. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie Presidente.